Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Giornale Radio. Ieri, 29 settembre. Guardavo il mondo che girava intorno a me. In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre, Poi d'improvviso lei sorrise. E ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballar sotto braccio lei stretto verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei. Quasi come se non ci fosse che quasi come se non ci fosse che nella giornata precedente, oggi, 30 settembre, mi le sono deliberazioni svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Sveva, buon lunedì e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1046 di oggi, lunedì 29 settembre dell'anno 2025. Avete appena ascoltato il nostro disco start, l'immortale 29 settembre dell'Equipe 84. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Quindi seguite radiolibertà.net. A quali coordinate incrociamo? Come sempre 340 670 9659. Vi invito caldamente oggi, perché sarà una puntata un po' piena, a mandare le zappe piuttosto che a telefonare allo 029294 7222, che come sapete è il numero di telefono della radio, e quando lo dirò io, se ci sarà tempo, lo apriremo. Allora, noi iniziamo la nostra trasmissione naturalmente dando anche un focus sulle elezioni regionali e in particolare sapete che nelle Marche il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, ha concesso la vittoria, no? Ha fatto la famosa telefonata un po' all'americana con cui conceded victory, cioè ha ammesso la sconfitta nei confronti del governatore uscente e quindi riconfermato Francesco Acquaroli del centrodestra. Acquaroli più o meno è tra il 51 e il 52%, mentre Ricci è tra il 45 e il 46%. C'è una differenza tra i due di circa 6-7 punti, più o meno. Questi sono i dati che abbiamo al momento. Quindi non c'è molto altro da aggiungere. Buona la tenuta del centro-destra nelle Marche. Qualcuno forse si chiederà se per i prossimi 5 anni saranno negati i diritti nelle Marche. Domando per un'amica che fa la cantante, che prima dell'elezione
la prima volta di Acquaroli aveva detto che nelle Marche non era possibile abortire, che non c'erano i diritti, e quella, pazienza, si vede che ai marchigiani piace così, mi dispiace per l'amica, ma detto ciò è un fatto. Il fatto è molto semplice, che la gente va a votare e vota sul piano della concretezza, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, per un motivo molto semplice. Io ho ascoltato il discorso con cui Ricci ovviamente ha ammesso la sconfitta, avevo un orecchio lì e uno invece al meeting che è in corso in questi minuti alla Casa Bianca tra Donald Trump e come si dice, Benjamin Netanyahu. Sapete che questa sera ci potrebbe essere l'annuncio di questo famoso piano in 21 punti per avere la pace, la fine della guerra contro Hamas e la nascita, pare, di uno Stato palestinese secondo una precisa roadmap pensata dalla diplomazia Yankee. Vedremo anche questo, perché per le 18, quindi quest'ora, è previsto un lunch, un pranzo di lavoro tra i due, anche se tra l'altro è un incontro che è cominciato con un certo ritardo, riferisce la BBC. Poi tra le 19:15 e le 19:30 dovrebbero esserci delle dichiarazioni davanti alla stampa. Vedremo anche qui, ovviamente ve ne riferiremo nel corso della puntata. Per quanto riguarda le Marche, noi, oltre a darvi aggiornamenti sulle elezioni, alle 19:30 avremo con noi Carlo Cambi, che ci accompagnerà fino alla fine di questa trasmissione per un'analisi iniziale della tornata elettorale regionale nelle Marche, e poi domani lo ritroverete con Giulio Cainarca alle 10:30 in Auto da Fè. Quindi a maggior ragione, come vedete, ci sarà questo fil rouge insieme a Carlo Cambi, Giulio Cainarca alle 10:30, Auto da Fè domani, e con noi già per una prima anteprima alle 19:30. Restate con noi. Mentre tutto questo accade, noi abbiamo già qualche aggiornamento, tra l'altro dalla Casa Bianca. C'è la CBS, che è partner della BBC negli Stati Uniti, riferisce che c'è stato un incremento degli attacchi a Gaza City, e tutto questo nei minuti in cui appunto Netanyahu sta incontrando Trump. È una fonte della CBS, tra l'altro, che sarebbe a conoscenza dei colloqui su Gaza, ha dettagliato il piano in 21 punti dell'amministrazione Trump per chiudere il conflitto. Tra i punti della proposta ci sono la restituzione di tutti gli ostaggi che ci sono ancora, quindi sono circa una ventina in vita su 50, l'accesso di una maggiore quantità di aiuti umanitari a Gaza, il ritiro graduale delle forze armate israeliane dalla striscia, un impegno a non annettere la Cisgiordania, la fine di ogni tentativo di costituire delle colonie in quel di Gaza, la formazione di un nuovo governo palestinese senza Hamas. Non ci sarà un allontanamento forzoso dei Gazawi, né tantomeno ci sarà un tentativo per impedire il ritorno in patria nella striscia di Gaza dei Gazawi che sono scappati per effetto del conflitto. Sveva, se siamo pronti, direi che potremmo mandare anche il nostro qui in Parlamento. Abbiamo la senatrice Elena Murelli che interroga il ministro della Salute sulle criticità del sistema di emergenza-urgenza nelle province di Modena e Piacenza. Dopo la senatrice Murelli, pause, ascolteremo brevemente George Michael, Freedom 90 del 1990. Vai pure, Sveva. Signor Ministro, qui parliamo Interrogazione di vite della umane. Lega, senatrice Parliamo Murelli. di un servizio, il 118, che deve essere tempestivo, efficiente e vicino ai cittadini. E invece nelle province di Piacenza e Modena i numeri ci dicono l'opposto. A Piacenza ha un territorio di circa 2.500 km quadrati, 290.000 abitanti, eppure c'hanno solo automedica col medico a bordo. Una sola. È evidente che non basta, non è possibile garantire una sicurezza con un mezzo per tutta la provincia. Eppure il sistema funziona, grazie però all'ottimo servizio organizzato dall'USL, dagli infermieri, dai volontari della Croce Rossa e dell'ANPAS, che ringrazio, perché con tanta volontà hanno messo in piedi un sistema di urgenza e emergenza che lavora e risponde bene da anni, ma non è una giustificazione.
A Modena, invece, con la soppressione del Medical Emergency Team del Frignano, intere comunità montane rimangono scoperte. Un unico presidio a Pavullo che copre 700 km², zone difficili da raggiungere, zone montane. Tempi che si allungano e lo sappiamo, nei casi gravi quei minuti costano la vita alle persone e purtroppo è successo così ad una turista deceduta a Fanano. Per questo le chiede, signor Ministro, se è a conoscenza di questa situazione, se intende avviare subito delle verifiche in Emilia-Romagna rispetto al rispetto degli standard fissati dal decreto ministeriale DM70 del 2015, vuole chiarire quali debbano essere gli equipaggi dei mezzi di soccorso, perché senza medici a bordo non si parla di emergenza avanzata, e soprattutto che punto è la revisione nazionale del sistema di emergenza-urgenza. I cittadini hanno diritto a risposte e soprattutto un servizio di soccorso che non lasci indietro nessuno. Grazie. Grazie. Il Ministro della Salute, professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente, ringrazio gli interroganti. Devo premettere che il DM 70 del 2025, recante definizione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, definisce tra l'altro il fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul territorio nazionale. Nel caso specifico di Piacenza, oggetto dell'interrogazione, rappresento che l'assessorato politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna interessato ha riferito che l'azienda USA, al fine di garantire un'adeguata copertura, dispone attualmente di 27 mezzi di soccorso di base, 7 mezzi di soccorso avanzato a leadership infermieristica, un mezzo di soccorso avanzato a leadership medica. Nel corso del 2024 queste risorse hanno consentito di raggiungere un tempo di arrivo del primo mezzo di codici rossi pari a 13 minuti. In riferimento agli standard qualitativi, con particolare attenzione alle patologie temporodipendenti, nel primo semestre del 2025 è stato presente nel 99% dei casi di arresto cardiaco, STEMI e politrauma, nel 93% dei casi di ictus. Per quanto riguarda l'Alto Frignano, in provincia di Modena, riferisce sempre l'assessorato che la tutela della sicurezza dei cittadini che si trovano in condizioni di emergenza è affidata dal 1° luglio scorso all'intervento esclusivo del sistema di emergenza territoriale, che utilizza in modo sinergico e coordinato tutte le risorse presenti sul territorio. Questo sistema verifica che su ciascun intervento vi sia una risposta qualificata dal punto di vista dei tempi e della competenza clinica. Attualmente sul territorio dell'Alto Frignano operano i seguenti mezzi di soccorso: ambulanza leadership infermieristica a Fanano, ambulanza leadership infermieristica a Sesto, l'auto leadership infermieristica nell'Alto Frignano, ambulanza leadership infermieristica a Pavullo, auto leadership medica a Pavullo. A questi mezzi su gomma si aggiungono 4 basi di elosoccorso. Queste dotazioni garantiscono all'Alto Frignano uno standard di un mezzo di soccorso avanzato su gomma ogni 9.400 residenti. Da quanto rappresentato dall'assessorato, l'obiettivo di questa riorganizzazione è quella di garantire sull'area di una copertura continuativa H24 attraverso un sistema integrato che ha il suo fulcro sul pronto soccorso all'ospedale di Pavullo e nei percorsi di centralizzazione dei casi più gravi presso gli ospedali di riferimento della rete. Poi l'assistenza primaria è garantita da medici di medicina generale, la risposta all'urgenza è presente grazie ai professionisti del CAU, Centro di Assistenza e Urgenze, dei medici di continuità assistenziale. Concludo rappresentando che comunque, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del modello organizzativo che è in corso di implementazione, verificheremo con il Ministero quanto è tutto attivo e anche con un sistema di monitoraggio pubblico sugli interventi di emergenza e urgenza nell'Alto Frignano, nell'attività resa nel CAO e nell'ambulatorio di Fanano. Grazie. Grazie. Interviene in replica la senatrice Murelli. Grazie Ministro, grazie Presidente, la ringrazio per le precisazioni Ministro, perché qui non stiamo parlando di teorie astratte ma di terre dove i cittadini muoiono senza poter contare su soccorsi adeguati. Lei ha sottolineato la situazione di Piacenza, come le dicevo c'è un buon territorio, una buona organizzazione, ma sicuramente la mancanza di un mezzo avanzato con il medico a bordo in più manca. Per quanto riguarda invece Fignano, sicuramente è importante andare a sottolineare, come diceva lei, non solo basarsi sui numeri ma basarsi direttamente su un'attenzione recepita anche dai cittadini, perché come sottolineavo Pavullo deve coprire 700 km, parliamo di zone di montagna. Ha avviato un tavolo di studio lei per riconoscere le criticità emergenti dell'attuazione del DM 70 e 77 e si sta pensando alla revisione degli standard in coordinamento con la Regione e con Agenas, e questo è importante. C'è una carenza di personale come limite strutturale dell'emergenza urgenza, sono mancati migliaia di medici e infermieri a livello nazionale,
territoriale, c'è il fenomeno dei gettonisti che è stato oggetto di interventi, si vuole valorizzare la medicina territoriale delle case di comunità e delle centrali operativi territoriali. Io penso che su questi temi veri ci sia naturalmente l'attenzione da porre. Quindi la ringrazio, signor Ministro, se vuole dare un occhio concreto alla situazione, specialmente di Modena e di Piacenza. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 18, 34 minuti e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1046 di oggi, lunedì 29 di settembre del 2025. Mentre sono in corso le conversazioni fra Trump e Netanyahu, sono in corso anche degli attacchi nella striscia di Gaza e nessuno, come sempre, parla del tema principale: le persone che sono state rapite il 7 ottobre 2023. Ma soprattutto, quando queste persone vengono liberate, come vivono questa condizione? Che cosa rischiano a livello mentale? Che cosa soffrono? Che cosa hanno passato? Come sta cambiando la società israeliana a causa di quest'incubo che dopo 2 anni non è ancora finito? E allora io di questo ho parlato con la dottoressa Einat Yehene, che è a capo della divisione riabilitazione dell'Hostages Family Forum, è la psicologa in capo che si occupa appunto di questi
ostaggi che quando tornano in libertà hanno bisogno di essere seguiti. E c'è anche una forte differenza, qualcuno di voi dirà abbiamo visto la scena con i miliziani di Hamas, sembrava la sindrome di Stoccolma. Beh, non è nemmeno quella la sindrome di Stoccolma, non è quello il caso. E c'è molto altro ancora che li differenzia a livello psicologico dai sopravvissuti alla Shoah. Sveva, allora, siccome il video è in inglese, faremo come al solito la parte della domanda e della risposta in inglese, poi quando sentirai che io riattacco a parlare, ferma che così io traduco, va bene? Vai pure, Sveva. My guest this evening, and I thank her for her kindness, is Dr. Inat Yehen. She's the head of the Rehabilitation Division of the Hostages Families Forum, and also she's a clinical neuropsychologist, rehabilitation psychologist, expert in trauma and loss, researching adaptation to life-changing events. She got a PhD at the Ben Gurion University about brain and brain damage and feelings. So, first of all, Dr. Yene, thank you for your time and for your kindness. I'd like to ask you, at the end of the 1970s here in Italy, the Red Brigades kidnapped and then they killed Aldo Moro, which was our best elder statesman. They blackmailed the Italian government, telling them, look, or you free some of our comrades which are in jail in Italy, or we'll kill the Honorable Moro. The Italian government didn't behave just like the Red Brigades asked, and Honorable Moro was killed. Right now, how much is difficult to live a situation where you have still 50 alive hostages, and Hamas is blackmailing the Israeli government about the Gaza invasion, and you had also other furthermore other 200 hostages which have been freed during these the last 2 years. How can you live? How can you overcome this kind of challenge? Mm-hmm. So thank you for the question. As of today, just a small tweak, we have 48 hostages still held in captive, some of them alive, others are considered deceased, and the families and the Israeli society is really in need for bringing them back home. This is important for the healing of the entire society, not just for the families. Now, unfortunately, mass kidnappings and enforced disappearances are becoming a global problem, increasingly used by terror groups all over the world, maybe for blackmailing, but also for political reasons, as a political tool, actually using people and depriving them from their freedom in order to really get influence on the government. As of today, and we are already unfortunately approaching 2 years post October 7 massacre, the situation, the way it unfolds is really problematic. And this is partly because of the sequential releases and the agreements that the government made with Hamas, which really was problematic on many ways. If you want, I can elaborate more. But some of them were released, others were there. And even just to give an example, we still have brothers from the same family, in which one of them is released and the other is still there. So this is like really, really, really fundamentally shaking the structure
of the family unit and the society unit as a whole, and also the solidarity within the community of hostage families, which started from a very homogeneous place. There is a lot of splits, I should say, between the continuation of the war and the governmental interest, and what the public and the rallies and the protests are for. Everybody is yearning to end this war, not only because of the hostages, but also because of what they represent in terms of the Israeli ethos and the society, and how much we fight for every life and to save everybody and who we came. This is partly because of our historical trauma, but this is also because of we are a very ethical society eventually, despite of what is being presented and broadcasted abroad. So there is a huge escalation even in the last week, because the families and the society are experiencing all the time turbulences and frequent ups and downs, in which we all oscillate between fear, despair, and hope for the return. The Hamas release of psychological terror videos recently was also a fundamental issue, as well as messages and testimonies from released hostages and governmental messages about potential deals, every announcement by Trump, every announcement about the invasion, continuous invasion to the Gaza City, and the way the Hamas is using the hostages as a protective shield, human protective shield. This is all like coming very, very badly on the entire society. Hamas is still a terror group, a very extreme, radical, fanatic people, but also extreme cruelty. Having said that, our expectations are from the Israeli government, not from Hamas, really to take into consideration the entire strategic moves. And this is also the time to mention that the Israeli society also has a lot of fallens in this battle, and extremely injured soldiers, severely injured soldiers, besides from the hostages. So this is a very painful and agonizing situation that is prolonged, and the trauma is still ongoing. So it's more to come in a certain way. And I say this because I saw an interview you gave to a colleague, the Unholy podcast, in February 2025. And you said a thing that really shocked me, because you said, look, all the hostages which come back from the hell of the Hamas tunnels many times don't trust people no more. And I think about the Israeli society, which allora, is an open society where Fermiamo un people attimo la registrazione, per favore. Sì, Antonino, vai pure, ti sentiamo. Eccoci qua. Allora, avete ascoltato la prima risposta alla prima domanda. Ve la traduco ovviamente per chi non conosce l'inglese. La mia ospite stasera, la ringrazio per la sua gentilezza, è la dottoressa Inat Yehen. È a capo della divisione riabilitazione dell'Hostages Families Forum ed è anche neuropsicologa clinica, psicologa della riabilitazione, esperta di traumi e perdite. Si occupa di ricerca sull'adattamento a eventi che cambiano la vita. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università Ben Gurion sui danni cerebrali e le emozioni. Quindi, prima di tutto, dottoressa Yehen, grazie per il suo tempo e la sua gentilezza. Vorrei chiederle, alla fine degli anni 70, qui in Italia, le Brigate Rosse rapirono e poi uccisero Aldo Moro, il nostro più grande statista. Ricattarono il governo italiano dicendogli: liberate alcuni dei nostri compagni
che sono in carcere in Italia o uccideremo l'onorevole Moro. Il governo italiano non si comportò come le Brigate Rosse chiedevano e l'onorevole Moro fu ucciso. In questo momento, quanto è difficile vivere in una situazione in cui ci sono ancora 50 ostaggi vivi, mentre Hamas ricatta gli ebrei, il governo israeliano riguarda l'invasione di Gaza e ci sono anche altri 200 ostaggi liberati negli ultimi 2 anni. Come si può sopravvivere? Come si può superare questo tipo di sfida? E allora lei mi risponde: grazie per la domanda. Oggi solo una piccola correzione. Abbiamo 48 ostaggi ancora tenuti prigionieri, alcuni vivi, altri sono considerati deceduti. Le famiglie e la società israeliana hanno davvero bisogno di riportarli a casa. Questo è importante per la guarigione dell'intera società, non solo per le famiglie. Ora purtroppo i rapimenti, sequestri di massa, sparizioni forzate stanno diventando un problema globale, sempre più utilizzati dai gruppi terroristici in tutto il mondo, forse a scopo di ricatto, ma anche per ragioni politiche, come strumento politico utilizzando le persone e privandole della loro libertà per esercitare una vera influenza sul governo. Ad oggi, e purtroppo ci stiamo già avvicinando ai 2 anni successivi al massacro del 7 ottobre, la situazione e il modo in cui si sta sviluppando sono davvero problematici e questo è dovuto in parte ai successivi rilasci e agli accordi che il governo ha stretto con Hamas, che sono stati davvero problematici sotto molti aspetti. Se volete, posso spiegarmi meglio, ma alcuni di questi ostaggi sono stati rilasciati, altri erano lì e anche solo per fare un esempio abbiamo ancora fratelli della stessa famiglia, uno dei quali è stato rilasciato, l'altro è ancora a Gaza e quindi questo sta davvero scuotendo radicalmente la struttura del nucleo familiare e della società nel suo complesso e anche la solidarietà all'interno della comunità delle famiglie degli ostaggi che partiva da una base molto omogenea. Ci sono molte divisioni, direi, tra la continuazione della guerra e gli interessi governativi da un lato e ciò a cui mirano l'opinione pubblica, le manifestazioni e le proteste dall'altro. Tutti desiderano ardentemente porre fine a questa guerra, non solo per gli ostaggi, ma anche per ciò che rappresentano in termini di etica e società israeliana, e per quanto lottiamo per ogni vita e per salvare chiunque possiamo. Questo è in parte dovuto al nostro trauma storico, ma anche perché siamo una società profondamente etica, nonostante ciò che viene presentato e trasmesso all'estero. Quindi c'è un'enorme escalation anche nell'ultima settimana, perché le famiglie e la società stanno vivendo continue turbolenze e frequenti alti e bassi, in cui tutti oscilliamo tra paura, disperazione e speranza per il ritorno. Anche la recente diffusione di video di terrorismo psicologico da parte di Hamas è stata una questione fondamentale, così come i messaggi e le testimonianze degli ostaggi rilasciati e i messaggi governativi su potenziali accordi. Ogni annuncio di Trump, ogni annuncio sull'invasione, la continua invasione di Gaza City, il modo in cui Hamas sta usando gli ostaggi come scudo protettivo, uno scudo protettivo umano. Tutto questo sta avendo un impatto molto negativo sull'intera società. Hamas è ancora un gruppo terroristico, un popolo estremamente estremista, radicale e fanatico, ma anche estremamente crudele. Detto questo, ci aspettiamo che il governo israeliano e non Hamas prenda in considerazione tutte le mosse strategiche. Questo è anche il momento di ricordare che la società israeliana ha anche molti caduti in questa battaglia e soldati gravemente feriti, oltre agli ostaggi. Questa è una situazione molto dolorosa e straziante che si sta protraendo e il trauma è ancora in corso. Vai avanti, Sveva. Debate in a loud voice where you have chutzpah, you feel strongly your sentiments, your emotions. Has this war changed also this kind of typical Israeli behavior? So, do you continue to trust people? Yeah, I have to tell you that the way we can understand this trauma is only by adopting a multi-layered perspective. Namely, there is this, massacre and mass kidnapping, unprecedented event, but on top of it, there is also this layer in which many people are very disappointed from the way, feel sense of abandonment by the state, the families, and the public from the way
the Israeli, military services and the government failed to protect them on October 7, and specifically with the hostages, mistrust and disappointment from the way the hostages crisis unfolded ever since until today. So the mistrust is really about the motivations of the policymakers in Israel to really end this. And there is a debate about the values. What is valued more? To save lives, to save the ethos of solidarity. We are very emotional, and still there is a lot of identification. It could have been you, is not just a slogan. And every weekend there are still thousands of people rallying and marching to return the hostages and to end the war. So I don't think that the Israeli society lost its solidarity. However, I think that because of everything that is going on and the crisis and the rupture in the relationship between the citizens and the government, even prior to October 7, really created a split and a polarization, because they can tell you everybody cares about bringing back the hostages, but the question is how. And you are saving maybe 48 people. Some would say even will count only the alive hostages, like say 20 people, which is not true, because also the deceased should be brought back to their families. We have to save the life of their families, and as I said, the entire society and the ethos, versus potential other kidnapping in the future. And I don't think that this math or this equation is good, is equal, because we are really fighting right now not about the hostages per se only, but also about our face as a nation and about our uniqueness, which always distinguished us from other societies and countries around the world, and especially from the Islamic world, which we are surrounded by a lot of hatred. I'd like to ask you about the hostages. Did they experience the Stockholm syndrome? Because we saw the horrific images of the people. Eccoci qua. Allora, che cosa ho chiesto qui? In un certo senso ho chiesto alla dottoressa Einat Yehene, è ancora più grave, lo dico perché ho visto un'intervista che lei ha rilasciato a una collega, il podcast Unholy Podcast del febbraio 2025. Lei ha detto una cosa che mi ha davvero scioccato, perché ha affermato: guardate, tutti gli ostaggi che tornano dall'inferno dei tunnel di Hamas molte volte non si fidano più della gente. Penso alla società israeliana, che è una società aperta, dove le persone dibattono ad alta voce, dove si ha la chutzpah è l'equivalente ebraico della napoletana kazzim, cioè l'essere spavaldi. Si sentono profondamente i propri sentimenti, le proprie emozioni. Questa guerra ha cambiato anche questo tipico comportamento israeliano? Continuate a fidarvi delle persone? E allora la risposta della dottoressa Yehene è molto chiara. Devo dirvi che possiamo comprendere questo trauma solo adottando una prospettiva su più piani. In particolare c'è questo strato e questo massacro e questo rapimento di massa, un evento senza precedenti, ma oltre a questo c'è anche questo livello in cui molte persone sono profondamente deluse dal senso di abbandono da parte dello Stato, delle famiglie e dell'opinione pubblica, e dal modo in cui le forze armate israeliane e il governo non sono riusciti a proteggere il 7 ottobre, e in particolare con gli ostaggi. La sfiducia e la delusione per come la crisi degli ostaggi si è sviluppata da allora fino ad oggi. Quindi la sfiducia riguarda in realtà le motivazioni dei decisori politici in Israele e delle loro azioni per porre fine a tutto questo. E c'è un dibattito sui valori, su cosa sia più importante, salvare vite umane o salvare l'etica della solidarietà. Siamo molto emotivi, eppure c'è ancora molta identificazione. Avrebbe potuto essere una novità, non è solo uno slogan, e ogni fine settimana ci sono ancora migliaia di persone che si mobilitano e marciano per restituire gli ostaggi e porre fine, per chiedere che siano restituiti gli ostaggi e por fine alla guerra.
Quindi non credo che la società israeliana abbia perso la sua solidarietà. Tuttavia, credo che a causa di tutto ciò che sta accadendo, della crisi e della rottura dei rapporti tra cittadini e governo, anche prima del 7 ottobre, si sia creata una vera e propria spaccatura e polarizzazione. Perché si può dire che a tutti importa di riportare a casa gli ostaggi, ma la domanda è come? E sapete, state salvando forse 48 persone, alcuni direbbero addirittura di contare solo gli ostaggi vivi, diciamo 20 persone, il che non è vero perché anche i deceduti dovrebbero essere restituiti alle loro famiglie. Dobbiamo salvare la vita delle loro famiglie, come ho detto l'intera società è l'ethos contro potenziali altri rapimenti in futuro. E non credo che questa matematica o questa equazione siano corrette, siano equilibrate, perché in questo momento stiamo davvero combattendo non solo per gli ostaggi in sé, ma anche per il nostro aspetto come nazione, la nostra percezione come nazione e per la nostra unicità, che ci ha sempre distinti dalle altre società e dai paesi di tutto il mondo e soprattutto dal mondo islamico che ci circonda con molto odio. Andiamo avanti, Sveva, prego. Coming on top of a stage with the mass fighters, giving them a certificate, shaking hands, telling them, saying them goodbye, waving their hands in a friendly way. How can they bear something so hypocritical just like this? Those are the same guys who abducted them, raped them, abused them, and put them down into the tunnel without food, without safety, menacing them to kill them every day and every minute. How can they survive this atrocious situation? And the consequent question is it possible to overcome the status of a victim? Yeah. So you have like 3 questions embedded in this one question. I will do it in phases. So first, the captivity trauma is really manifesting as a triple trauma or a 3-layered trauma. Number 1 is the kidnapping event. This is the first layer. The second layer is the survival in the tunnels and enduring the horrors of the Hamas and the, purposeful starvation and humiliation and violence and abuse. And the third layer is really about what you mentioned, the releases, the ceremonies of the releases. Some of them were really unsafe with the crowd shouting around and coming to see, and the hostages were not protecting. I don't know if you remember even the release of the 3 girls on the first days, and even putting them, it's like a victory. They are using them as I said, as not only as a political tool, but as objects to really for the propaganda. So the ceremonies and the release and the hostages didn't know until the last minute whether this is gonna work or not, and they felt unsafe until they really came to the land of Israel. So this is like a triple trauma. Now, going back to the second thing about the Stockholm syndrome. First and foremost, Stockholm syndrome is not a good term. As a professional, we don't like to use this term. This term is not really applicable to these situations from the way it was originally formed back then with the bank robbed in Stockholm. Having said that, we can talk today about captivity bonding, the way the hostages are forming bonds with their captives. Even if you can say it's a hypocrisy, but it serves a purpose. And actually, as an expert in psychology and trauma, I can tell you that they needed to activate a lot of mentalization and really predict their captors and their moods and how they can work around situations in order to get more food, in order to get their sentiment to be more friendly, to sing songs, to talk about their private life, about their home, to try to make like
human bonds beyond the situation, so they will really facilitate their empathy, sentiment, whatever. So captivity bonding is actually a marker for resilience, and I would like to view it right now as a survival mode and coping mechanism, which is really how we should view it. And I think that they are trying to work around it as well. I think that another term is moral injury. And I think that as hostages, you are exposed to a lot of moral injury. So I said the moral injury because even in the face of the Israeli government, when you don't bring back people who were innocent civilians sleeping in their beds or celebrating in a party, or even soldiers who were defending the state of Israel, this is also a great moral injury for the society. So this is how you really combine this extreme gap between you in need for creating a bond with those who are protecting you, because they are at the mercies all the time of their captors. This is something that they are totally dependent on them, not just for food and water, but also for protection. And this is what you do. And you need a lot of flexibility in your soul and mind and resilience to be able not to fully emerge and understand all the time where the boundaries are set, where what is you and what are you doing and who are they, and it's kind of, most of them are coping with it fine. I'd like to ask you the last question because I see our time is running out. And I deeply thank you again for your kindness and for your explanations. You spoke about moral injuries. May I ask you Direi if stop, this kind of moral injuries fermiamo la are similar? registrazione, eccoci qua, in modo tale che così traduciamo questa domanda. Però prima, siccome sono già le 19:03, cara Sveva, io direi di mandare un breve jingle e ritorniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ottimo, grazie cara Sveva, alle 19:03 e 42 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom. Questo è il faccia a faccia con la dottoressa Einat Yehene, la psicologa in capo che si occupa degli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. Questa è la penultima domanda che io le ho posto e le ho detto questo. Vorrei chiederle degli ostaggi. Hanno sofferto della sindrome di Stoccolma? Perché abbiamo visto l'immagine orribile di persone che salivano su un palco con i combattenti di Hamas, che davano loro un certificato, stringevano loro la mano, li salutavano amichevolmente. Come possono sopportare una cosa così ipocrita, proprio come questa? Sono gli stessi che li hanno rapiti, violentati, abusati, li hanno gettati nei tunnel senza cibo, senza sicurezza, minacciandoli di morte ogni giorno e ogni minuto. Come possono sopravvivere a questa situazione atroce? E la domanda che ne consegue è possibile superare lo status di vittima? E la dottoressa mi risponde: queste sono 3 domande in una, rispondo per gradi. Innanzitutto il trauma della prigionia si manifesta in realtà come triplo trauma o trauma a 3 livelli. Il primo è il rapimento, questo è il primo livello. Il secondo livello è la sopravvivenza nel tunnel e la sopportazione degli orrori di Hamas, della fame, l'umiliazione, la violenza, gli abusi intenzionali. Il terzo livello riguarda proprio quello che lei ha menzionato, cioè i rilasci, le cerimonie di liberazione. Alcuni di questi erano davvero pericolosi, con la folla che urlava e veniva a vedere, e gli ostaggi non venivano protetti. Non so se si ricorda anche il rilascio delle 3 ragazze nei primi giorni. Anche solo metterli in atto queste cerimonie di liberazione degli ostaggi
e come una vittoria. Le stanno usando, come ho detto, non solo come strumento politico, ma anche come oggetti di propaganda. Quindi le cerimonie, il rilascio, gli ostaggi non sapevano fino all'ultimo minuto se tutto questo avrebbe funzionato o meno. E gli ostaggi si sono sentiti insicuri finché non sono arrivati davvero in terra di Israele. Quindi questo è come un triplo trauma. Ora torniamo alla seconda cosa, sulla sindrome di Stoccolma. Innanzitutto, sindrome di Stoccolma non è un termine appropriato, come professionisti non ci piace usarlo. Non è realmente applicabile a queste situazioni, come quelle che si formarono originariamente all'epoca con la Banca di Stoccolma. Ecco, per chi non lo ricorda, l'espressione la sindrome di Stoccolma è perché ci fu una rapina nel 73 in una banca di Stoccolma. Quando vennero liberati gli ostaggi, abbracciarono i loro sequestratori e si misero a piangere con loro. Torniamo a noi. Detto questo, possiamo parlare invece di captivity bonding, cioè il legame creato dalla cattività, che crea quindi un legame psicologico tra gli ostaggi e i loro prigionieri. Anche se si può dire che sia ipocrita, il modo in cui gli ostaggi creano questi legami ha uno scopo e in effetti, come esperta di psicologia e traumi, posso dirvi che gli ostaggi chiaramente avevano bisogno di creare delle situazioni per ottenere più cibo, per poter esprimere le loro sensazioni, essere trattati in modo più amichevoli, cantare canzoni, parlare della loro vita privata, della loro casa, cercare di creare dei legami umani al di là della situazione, in modo tale da facilitare davvero la loro empatia, i loro sentimenti, qualsiasi cosa. Quindi questo legame di prigionia, il captivity bonding, altro non è che un indicatore di resilienza e vorrei vederlo ora come una modalità di sopravvivenza e un meccanismo di difesa attuato dagli ostaggi, cosa che peraltro è il modo in cui lo dovremmo vedere. E penso che, diciamo così, Hamas abbia cercato di aggirarlo. Credo tra l'altro che un altro termine da utilizzare sia danno morale. Penso che gli ostaggi siano stati esposti a un danno morale notevole. Ho parlato di danno morale perché anche di fronte al governo israeliano, quando non si riportano a casa delle persone che erano dei civili innocenti, che dormivano nei loro letti o festeggiavano una festa, o persino soldati che difendevano lo Stato di Israele, questo diventa un danno grave a livello morale per la società. Ed è così quindi che si mettono assieme questi di vari estremi, tra te che hai bisogno di creare un legame e coloro che ti proteggono, perché si è sempre alla mercé dei rapitori. E questo è qualcosa da cui si dipende totalmente, non solo per il cibo o per l'acqua, ma anche per ricevere protezione. Ed è quello che fai tu in quanto ostaggio, hai bisogno di molta flessibilità nell'anima e nella mente e di resilienza per riuscire a non perderti completamente e soprattutto capire quali sono i limiti, dove sono i confini, chi sei, cosa stai facendo, chi sono loro. La maggior parte comunque degli ostaggi, una volta in cattività, ha saputo cavarsela bene, appunto, ha saputo barcamenarsi bene malgrado queste difficili situazioni, ha saputo cavarsela bene. Adesso siamo all'ultima domanda, vai pure Sveva. To the moral injuries suffered by the Holocaust survivors? Is it a kind of personal Holocaust which every single kidnapped experimented during the captivity under Hamas? And how can they overcome, if possible, this time, this really, really hard time? Or do you fear many of them are going to commit suicide? Again, several questions in one question. I don't know, and I hope that they are not going to commit a suicide. I think that the Holocaust is similar, and I know why people make this, comparison, but it's also different. And the major difference is that back then, during the Holocaust, there was no Israeli state. There was no state for the Jews. And many of the Holocaust survivors lost their entire families and
And I think that they were really exposed to horrors that really, how can I say, revealed the ugly faces, the cruelty of humanity. I think that the situation today is that even if we have kept hostages who came out and lost some of their families, and we have some cases, I think that the support of the community, of the public, and the rallies, and them even advocating for the others really gives them meaning. And this is like a healing container. Even in front of their rupture, that in the face of the rupture they experience in front of the government. So because we have a government and because we have a state, we expect it to protect us, and it doesn't really happen, and it doesn't. And, you know, despite the promises and everything and the disagreements about the strategies of the war. So I think that what really helps them right now, and this is what the Holocaust survivors didn't have, is that eventually they do come back to their homes, they do come back to a country. We still have a country, we still have a state, and they still have the public supporting, and they still have the community of the hostages. And engaging in advocacy even gives them meaning, and they feel they are doing something, and it helps them to restore sense of agency after experiencing extreme situations of helplessness, prolonged helplessness. And I believe in this particular case, the Israeli state is a safe haven of humanity. Is a safe haven of humanity, but it should really become even more. It used to be more, even more solidarity, more connectivity, more engagement in the same values and ethos. And right now, still the majority of the Israeli society still believe in the goodness of people, still believe in rehabilitation, in recovery from trauma. We still value life over death, and we still support each other. And this is our only tool and only hope to combat the cruelness we experience from inside and outside. Thank you, Dr. Yene, and Am Israel Chai. Am Israel Chai. Thank you so much for engaging in this interview and for your assistance in, bringing the topic to the awareness of the people. I appreciate that. And we appreciate your resilience. Thanks a lot again. Thank you. Ecco, allora siamo alla conclusione di questo colloquio con la dottoressa Einat Yehene, che voglio ringraziare per la sua cortesia. Le ho detto, vorrei porle l'ultima domanda. Ha parlato di ferite morali. Posso chiederle se questo tipo di ferite morali sono simili a quelle subite dai sopravvissuti all'Olocausto? Si tratta di una sorta di olocausto personale che ogni singolo rapito ha sperimentato durante la prigionia sotto Hamas? E come possono superare, se possibile, stavolta questo momento davvero difficile? O teme che molti di loro si suicideranno? Risposta, di nuovo diverse domande in una sola domanda. Non lo so e spero che non si suicidino. Penso che l'Olocausto sia simile e lo so perché la gente fa questo paragone. Però è anche vero che è diverso. La differenza principale è che allora, durante l'Olocausto, non esisteva uno Stato israeliano, non esisteva uno Stato per gli ebrei. Molti sopravvissuti all'Olocausto persero intere famiglie e penso che siano stati davvero esposti a orrori che, come posso dire, hanno rivelato i volti brutti, la crudeltà dell'umanità. Penso che la situazione oggi sia tale che anche se abbiamo degli ostaggi che sono usciti, hanno perso alcuni dei loro familiari e ci sono alcuni casi, credo che il sostegno della comunità, del pubblico, delle manifestazioni, persino il loro sostegno dato agli altri, dia loro davvero un significato, una ragione per vivere. E questo è come un contenitore di morte anche di fronte, un elemento che contiene, che allontana la morte anche di fronte al loro rapimento,
E questo lo sperimentano anche di fronte all'atteggiamento del governo, per cui siccome abbiamo un governo e abbiamo uno Stato, ci aspettiamo che lo Stato ci protegga, e se non succede davvero, sapete che, diciamo così, nonostante le promesse e tutto il resto, i disaccordi sulle strategie di guerra, penso che ciò che aiuta davvero gli ostaggi in questo momento, ed è ciò che non avevano i sopravvissuti all'Olocausto, è che alla fine loro tornano a casa, tornano in un paese. Abbiamo ancora un paese, abbiamo ancora uno Stato, e loro hanno ancora il sostegno della gente e hanno anche la comunità degli ostaggi, e si possono impegnare nell'attivismo per gli altri compagni rimasti a Gaza, e questo dà loro anche un senso, una ragione di vivere, sentono di fare qualcosa, li aiuta a ritrovare un senso di autonomia dopo aver vissuto situazioni estreme di impotenza prolungata. Allora io ho osservato, credo che in questo caso particolare lo Stato di Israele sia un rifugio sicuro per l'umanità. Risposta: sì, è un rifugio sicuro per l'umanità, ma per il senso di umanità, ma dovrebbe davvero diventarlo ancora di più. Dovrebbe essercene di più, ancora di più solidarietà, più connettività, più impegno negli stessi valori e nella stessa etica. E ancora oggi la maggior parte della società israeliana crede ancora nella bontà delle persone, crede nella riabilitazione, nel recupero dei traumi. Diamo ancora più valore alla vita che alla morte, ci sosteniamo a vicenda. E questo è il nostro unico strumento e la nostra unica speranza per combattere la crudeltà che sperimentiamo dentro e fuori da Israele. E allora io ho concluso dicendo: Am Israel Chai, Israele vive. Lei mi ha risposto allo stesso modo e insomma ha ringraziato per questa intervista. Io ringrazio la dottoressa Yehene e Sveva. A questo punto io direi, se ce l'hai pronta, potremmo mettere un paio di minuti Caterina Caselli con Nessuno mi può giudicare e poi passiamo al prossimo Faccia a Faccia. Carlo Cambi mi dice che sta scrivendo un pezzo, quindi la sua presenza stasera è un po' in forse, mi scuso con voi, ma domani alle 10:30 lo troverete con Giulio Cainarca a commentare le elezioni nelle Marche. Vai pure col pezzo se sei pronta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché. Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità ti fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché. Tranquilla felicità, molto molto più di prima io t'amerò, in confronto all'altro sei meglio tu, ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità ti fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità
se sono tornata a te. Ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie cara Sveva. E allora questa era Caterina Caselli, La verità, anzi nessuno mi può giudicare, per qualcuno La verità ti fa male, lo so, del 1966. E noi adesso parliamo di verità che vengono accertate, o meglio, possibili verità che potrebbero essere accertate dalla commissione d'inchiesta sul Covid. Ce ne parla l'avvocato Consuelo Locati per l'associazione Sereni e Sempre Uniti, che rappresenta le vittime di quanto accaduto in Italia e a Bergamo segnatamente nel 2020. E allora Sveva, se sei pronta, vai pure con il secondo faccia a faccia di questa sera, vai pure. Allora, l'ospite di questa sera è un gradito ritorno, è l'avvocato Consuelo Locati, ovviamente di Sereni e Sempre Uniti, che da anni si batte per avere verità e giustizia per i morti del Covid a Bergamo e in Italia nell'anno 2020. Avvocato, allora, intanto grazie ancora una volta del suo tempo e della sua cortesia. Io ho qui un vostro comunicato in cui si parla di una conferenza stampa tenutasi alla Camera, nel corso della quale, dai lavori appunto della commissione Covid, sono emerse gravi irregolarità nella gestione dell'emergenza sotto la guida di Domenico Arcuri. Secondo la deputata Alice Bonguerrieri di Fratelli d'Italia, infatti, sarebbero state importate in Italia mascherine col marchio CE contraffatto, risultate pericolose per la salute, utilizzate negli ospedali e pagate fino al triplo al prezzo medio di mercato. Quindi quando Mario Giordano faceva i servizi e c'era lì l'esperto che diceva, mi scuso per l'espressione, queste mascherine sono una merda, non diceva una falsità. Cioè, ma come si è arrivati a scoprire questa porcata? Allora, intanto grazie per l'invito, io Prego. ringrazio sempre voi che mi ospitate, siete dei pochi che avete il coraggio di continuare a denunciare con noi la mala gestione della pandemia che è costata la vita a centinaia di migliaia di persone, ricordiamolo. Si è arrivati a questo, uno perché questa commissione parlamentare, come abbiamo detto, io ho sempre sostenuto fin dall'inizio, è una commissione fatta bene, che sta facendo emergere tutto quello che non ha funzionato, perché dagli errori bisogna imparare ed evitare poi di ripeterli. Mi auguro che non sia strumentalizzata questa commissione, perché invece sta facendo un lavoro che io confido possa portare a un risultato concreto. Detto questo, siamo arrivati perché un funzionario, un ex funzionario delle dogane ha avuto il coraggio, pagando anche in prima persona, fin dal momento in cui queste mascherine erano state importate in Italia per essere sdoganate, per essere poi date negli ospedali, no? Perché erano mascherine anche che venivano date agli operatori sanitari e ai medici. Certo. Soprattutto nelle zone più colpite come quella della Bergamasca è gravissimo quello che è successo, no? Allora questo ex funzionario ha avuto il coraggio di rifiutarsi di tacere su queste mascherine e quindi di denunciare. È stato sentito anche in commissione d'inchiesta e la commissione ha approfondito, è andata a fondo, ha approfondito e ha acquisito documenti che parrebbe, io non li ho visti, credo che li abbia solo la commissione, però parrebbe che questi documenti confermino questa situazione. Ma tra l'altro lo stesso Fraccaro, anche in commissione, come si chiama? Nella conferenza stampa di ieri è stato dichiarato, insomma, è emerso, lo stesso Fraccaro avrebbe ammesso di sapere di queste criticità senza intervenire, per cui questo è gravissimo perché se davvero
anche questi documenti confermano queste dichiarazioni, queste denunce, no, che sono state fatte, questo sarebbe ancora più grave, perché sarebbe un ulteriore elemento che ha contribuito a diffondere il contagio e soprattutto poi a far contagiare, a far morire le persone, i più fragili in particolare, no? Ma qui siamo sostanzialmente alla smoking gun del Watergate di Nixon, cioè la domanda delle domande è: il Presidente del Consiglio, quello che ci faceva le conferenze stampa su Facebook all'una di notte, Giuseppe Conte, sapeva o no che queste mascherine facevano schifo? Ma è quello che chiedono i commissari della commissione a Conte e anche Speranza di andare a riferire se erano a conoscenza di questo oppure no. Parrebbe, insomma, se tanto mi dà tanto, a meno che non siano stanze separate anche fisicamente, evidentemente qualcosa dovevano sapere, no? Perché alla fine Conte e Speranza erano capo, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'altro del Ministero della Salute. Evidentemente qualcosa per forza dovevano sapere, a meno che non si siano tutti gli altri funzionari sottoposti messi d'accordo di non riferire nulla né a Conte né a Speranza. È quello che attendiamo di sapere tutti, perché tanto poi loro dovranno riferire e quindi dalle loro dichiarazioni capiremo se erano effettivamente a conoscenza oppure no. È effettivamente però significativo, no? Il fatto che un ex presidente del Consiglio dei Ministri che era coinvolto nel 2020 anche in un governo, insomma, che ha la responsabilità o avrebbe la responsabilità anche di questo, quindi delle mascherine contraffatte, oltre che di tante omissioni che noi poi è da 5 anni che stiamo denunciando, insomma, sia anche parte, ecco, questo ex presidente del Consiglio dei Ministri sia anche un membro commissario della commissione d'inchiesta, no? Io ricordo che io sono stata attaccata dal commissario Conte nel corso della mia audizione, no? Solo perché evidentemente ero a conoscenza di tanti fatti e mettevo un po' il dito nella piaga rispetto a quello che era la zona rossa mai istituita, alle regioni della mancata istituzione della zona rossa. E comunque anche l'onorevole Bignami, no? Ieri in conferenza stampa ha proprio così accennato e fatto riferimento a questa inopportunità, però ormai il commissario è nella commissione, vedremo cosa avrà da riferire su questo. È interessante un commissario che indaga se stesso. Appunto. Solo in Italia probabilmente, no? Succede che un commissario indaghi se stesso o non indaghi se stesso o attacchi chi invece cerca di indagare su quello che non ha funzionato in una gestione, no? Perché alla fine, voglio dire, la commissione, noi ci dimentichiamo, ma la commissione sta facendo luce su una gestione, non è una commissione deputata a mettere il dito e additare chi è il responsabile, no? Come persona, ma sta facendo un'analisi di come è stata gestita la pandemia nel 2020, 2021, insomma. Bisognerebbe che umilmente si aiutasse nell'interesse di tutti i cittadini, perché noi siamo tutti concittadini, nell'interesse di tutti noi bisognerebbe che tutti collaborassero per far emergere quello che non ha funzionato proprio per evitare che gli errori commessi si ripetano nel futuro, a danno di tutti noi. Bisognerebbe, appunto, siamo al condizionale. Il 17 di ottobre, che cosa c'è? Il 17 di ottobre è una data per noi importantissima. È l'unico processo in Italia, non so in Europa, ma forse anche in Europa, dovrei verificare, ma comunque in Italia è l'unico processo che i familiari delle vittime e noi come legali siamo riusciti a ottenere e ha come oggetto il mancato adeguamento del piano pandemico e in generale la mancata preparazione del nostro paese a affrontare e poi rispondere all'emergenza
sanitaria, l'emergenza pandemica in particolare nella prima e nella seconda fase del 2020, e fa riferimento a tutto quello che non è stato fatto nel corso degli anni, almeno a partire dal 2009. Io qui metterei, se me lo consente, una piccola precisazione. In tutti questi anni noi abbiamo sempre ascoltato, no, le dichiarazioni che arrivavano dal governo dell'epoca, in cui si diceva che il governo aveva fatto tutto quello che anche l'OMS diceva o consigliava di fare. Ecco, ebbene, l'OMS consigliava, diceva e consigliava, invitava gli stati ad approntare tutti quegli strumenti per essere pronti a rispondere ad un'emergenza sanitaria pandemica per tutelare la vita dei cittadini. E lo diceva già a partire dal 2009. Ecco, noi l'OMS non l'abbiamo mai ascoltato e siamo arrivati impreparati, per cui il processo è nei confronti, è l'udienza preliminare di fronte a un GUP in cui davanti a cui ci saranno come imputati 4 ex direttori generali della prevenzione presso il Ministero della Salute, quindi Guerra, Ruocco, Maraglino e Pompa, che dovranno pure rispondere per il reato di omissione e rifiuto d'atti d'ufficio. Ci saranno tanti familiari delle vittime che si costituiranno parte civile, perché hanno il diritto tutti di costituirsi parte civile, no? Perché dalle omissioni, dalla mancata preparazione, tutti hanno subito, i familiari delle vittime hanno subito, no? Un danno che è la perdita di una persona cara, e quindi in realtà astrattamente, perché diciamo così ormai in Italia il diritto non è più certo, però teoricamente secondo la normativa possono chiedere di entrare nel processo come persone offese costituendosi parte civile. Poi è al giudice il GUP che dovrà ammetterle, decidere se ammetterle oppure no. Però teoricamente questo è un diritto di tutti. Vedremo. Nel frattempo poi c'è anche pendente il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per cui abbiamo già depositato tutto, anche il governo ha depositato le osservazioni, stiamo solo attendendo la decisione della Corte Europea. Anche questo è molto importante proprio perché aveva oggetto la lesione del diritto delle persone offese a partecipare, essere parte dei processi, in questo caso al Tribunale dei Ministri di Brescia e di Roma. Avvocato, leggendo le notizie di stampa e in fondo ascoltando quello che dicono i commissari, e il matematico che viveva lì al paesello, il quale faceva le previsioni statistiche su cui poi si regolava il Ministero della Salute, mi corregga se sbaglio, e le mascherine cinesi che facevano schifo e tutto il resto, ma siamo lontani dal dire una verità se diciamo che questo governo non ha avuto assolutamente idea su che cosa fare davanti a un'emergenza del genere? Ma non è che siamo lontani, diciamo la verità. Allora, la fotografia che emerge è che il governo dell'epoca non era preparato e ha sottovalutato l'emergenza e gli alert che arrivavano dall'OMS, no? Da questo ombrello che era l'OMS, e io parlo sempre di sciatteria istituzionale, ma la fotografia che emerge è proprio della sciatteria istituzionale, dell'incompetenza. Se pensiamo che quando arrivavano gli alert, e queste sono dichiarazioni che sono state rilasciate agli atti della procura dei tribunali, no? Ma anche nelle audizioni della commissione d'inchiesta, no? Per i verbali che sono stati desecretati finora, questo è emerso, no? Arrivavano gli alert dell'OMS tradotti, che erano in inglese, in lingua inglese, qualcuno li traduceva, qualcun altro veniva mandato in Sardegna, non si capisce perché in Sardegna, per la traduzione, e al Ministero tra Tarallucci e Vino, come emerge anche, no, nelle chat che vengono allegate all'informativa della Procura di Bergamo, ecco, in tutto questo clima di Tarallucci e Vino, qualcuno decideva
qual era l'alert più importante, quale invece poteva essere ignorato. Questa era la fotografia del gennaio-febbraio 2020, fino a quando si sono resi conto di essere stati travolti, ma ormai era troppo tardi, no? E allora qualcuno al Ministero, qualcuno al governo, si scriveva con qualcun altro, sempre di funzionario, e diceva, vabbè, dobbiamo decidere tra quali reati ci piace di più, in materia proprio di epidemia colposa piuttosto che omissione d'atti d'ufficio, e sulla chiusura, no? In particolare magari della zona rossa, della Bergamasca, si facevano le battute dicendo, vabbè, ma cosa vuoi che sia, no? Morirà qualcuno, ma tanto l'umanità non finirà. Questa è la fotografia e queste sono le cose che tutti noi, tutti i cittadini devono, non dovrebbero, ma devono sapere. Perché tutti noi siamo stati nelle mani di persone che non erano pronte, che non hanno capito la gravità della situazione, l'hanno sottovalutata e poi, in maniera arrogante, hanno continuato a propinare l'informazione, la narrazione distorta che sono stati i più bravi a gestire la pandemia e che era andato tutto bene, senza poi contare, no, quelle boutade, no? del fatto che i bergamaschi sono stati più colpiti perché avevano il gene di Neanderthal più sviluppato, piuttosto che evidentemente è stato lo tsunami della mano divina che ha voluto colpire in particolare alcune zone dell'Italia. Ecco, questa è la fotografia e questo bisogna ricordare, perché questo, ricordando questo, si capisce perché i familiari coraggiosi, ma adesso anche altri, vogliono arrivare fino in fondo e sostengono i lavori della Commissione e confidano nel fatto che la Commissione non venga strumentalizzata da quelle parti che avevano il governo nel nostro paese all'epoca della pandemia, di quando è scoppiata la pandemia, perché questo significherebbe mancare sempre più di rispetto, ma non strumentalizzarli invece potrebbe dare ai cittadini quantomeno l'immagine di persone all'interno di un governo che magari hanno a cuore i propri cittadini, la loro salute e li rispettano, no? Ricordiamoci che loro per primi, continuando a negare quello che è successo e le proprie responsabilità, hanno ulteriormente mancato di rispetto, prima di tutto a quei corpi accatastati a cui era stata negata anche la dignità della sepoltura. Anche perché per 200.000 italiani circa non è andata proprio bene. No, non E è le andata. famiglie, vorrei ricordarlo per chi l'avesse dimenticato, le famiglie si sono viste recapitare pure la fattura della cremazione dei morti. 714 euro a cranio. Sto dicendo una fesseria o sto dicendo verità? Sto dicendo la verità. Ah. E ricordiamoci che anche tantissime famiglie come la mia non sapevano nemmeno dove erano stati portati i corpi dei propri cari. Ecco, appunto. Avvocato, gli anni passano, qualcuno dice che, lo dico un po' alla Loredana Bertè, se trovo quello che ha detto che il tempo è un gran dottore, gli lego un sasso stretto e lo butto in fondo al mare. Ma al di là del tempo, cosa c'è ancora da fare per avere giustizia? Credo semplicemente combattere sempre per unendosi, per confidare nella giustizia, confidare nell'autorità giudiziaria e soprattutto adesso, non per noi comuni cittadini, ma per chi è al governo adesso, mettere mano a quello che è tutto un sistema per cercare di essere pronti a qualsiasi altro tipo di emergenza. Si deve lavorare sulla prevenzione. Bisogna lavorare sulla prevenzione in ambito sanitario, in tutti gli altri ambiti abbiamo visto, no? La prevenzione delle infrastrutture, la manutenzione, le esondazioni, l'ambiente,
Questo deve essere fatto. In materia invece sanitaria noi, ricordo, siamo ancora carenti. Abbiamo un piano pandemico sicuramente, non abbiamo ratificato il regolamento sanitario internazionale dell'OMS sicuramente, ma questo ci impone dei vincoli e degli obblighi maggiori, tra cui quello di avere quantomeno una legislazione sanitaria delle emergenze, quindi per le pandemie, che noi ancora non abbiamo. Per cui tutto quello che sta facendo adesso questa commissione e anche questo governo deve portare poi a qualcosa di concreto. E in questo senso ricordiamoci sempre che le pandemie si verificano a cicli, no? 5, 10 anni, 15 anni, che è, però noi dobbiamo essere pronti. Mettiamo a frutto la strage, le lezioni della strage che abbiamo subito per evitare che si ripeta un'altra strage simile, se non peggiore. A maggior ragione restando sereni e sempre uniti. Grazie, avvocato. Grazie a voi. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, le 19:41 minuti e 39 secondi. Miracolosamente dovremmo avere tra poco al telefono Carlo Cambi per un breve commento delle elezioni in quel delle Marche. Sveva, appena lui è dei nostri, avvisami pure, che così lo convochiamo immediatamente. Ci mancherebbe pure, grazie anzi al nostro Carlo per il suo tempo. Vi ricordo appunto le due notizie della giornata. Nelle Marche la riconferma di Acquaroli, centrodestra alla guida della regione, e poi naturalmente in corso l'incontro tra Netanyahu Antonino, e... Sì, scusami se ti ho interrotto, c'è Carlo Cambi al telefono. perfetto, grazie Sveva. Carlo carissimo, bentornato. Ciao Antonino, ti ritrovo dopo un po' di tempo e sono felice. Pure anche io. Appunto Francesco Acquaroli. E allora Carlo, visto che dalle Marche tu mi parli, com'è andata? È andata benissimo per quel che riguarda il centrodestra, la coalizione e il successo personale di Francesco Acquaroli, che ricordo 5 anni fa aveva sradicato dopo 30 anni il sistema di potere del centro-sinistra, ma col solo 49,1% di voti. Quest'anno va oltre, va vicino al 53, stacca di quasi 8 punti Matteo Ricci, che pure aveva fatto una campagna elettorale molto aggressiva, e dimostra che il centrodestra ha sostanzialmente ben governato. Devo dire che molto lo ha aiutato anche il rapporto col governo. Se pensi che qui si è aperta la ZES, la zona economica speciale, se pensi che Matteo Salvini è venuto spessissimo a farsi vedere come ministro delle infrastrutture, perché sai che le Marche hanno purtroppo vissuto per troppi anni una sorta di isolamento che ora si cerca di superare con le infrastrutture, dalle autostrade all'alta velocità al rilancio dell'aeroporto di Ancona, e anche con una intuizione secondo me molto ben spesa da Antonio Tajani, che ha parlato delle Marche come della porta dell'Italia verso Oriente, anche perché questa regione, che continua ad avere un discreto comparto manifatturiero, è molto vocata all'esportazione. Dunque questo complesso di cose che ha vestito il centrodestra di una capacità del fare, alla fine ha convinto gli elettori. Restano ovviamente i punti interrogativi sulla sanità, restano i punti interrogativi sul calo demografico e purtroppo il crescere delle persone anziane, anche se le Marche è la regione che ha la più alta aspettativa di vita in Italia, quindi vuol dire che ci si vive bene, ma insomma ha consolidato questa immagine positiva del centrodestra. Molto negativo invece è il dato dell'affluenza. Si è arrivati per un'anticchia sopra il 50%, e questo, a mio modo di vedere, pone ai partiti e anche alle amministrazioni locali un interrogativo su come riconquistare la fiducia degli elettori. Questo è il quadro. Poi c'è da dire di cosa è successo nell'altro campo. L'altro campo è desolato, perché devi sapere che il povero Ricci è rimasto solo nell'ora della sconfitta,
si dimostra che il campo largo non regge, il Movimento 5 Stelle di fatto ha dimezzato i voti e quindi ogni volta che si è alleato col PD probabilmente ha incassato delle sconfitte storiche. Su 13 elezioni regionali in cui si sono presentati insieme hanno vinto soltanto 3 volte e hanno incassato 10 sconfitte. Questo secondo me nel campo largo, ma anche nel Partito Democratico, creerà delle tensioni molto forti. Questo è il quadro sostanzialmente. Ecco, tenuta del governo, secondo te? Tenuta del governo non è in discussione perché, intanto Fratelli d'Italia ha avuto un exploit straordinario, è il primo partito, c'ha il 27% dei voti. Se ci metti le civiche di appoggio, tipo quella del senatore Castelli, il commissario al terremoto, si passa ampiamente il 32%, ma è vero che la Lega purtroppo ha perso praticamente 2 voti su 3, aveva il 22,4 alle scorse regionali, arriverà probabilmente intorno al 7,5 in questa partita, ma non c'è area di discussione, il centrodestra regge, troveranno sicuramente la quadra. Fra l'altro Arianna Meloni, che è arrivata a festeggiare a Quaroli, ha fatto capire che sulle candidature delle altre regioni, sai che c'è un po' di discussione, sì. La quadra è sostanzialmente vicina. Credo che alla Lega verrà confermato il Veneto, credo che Forza Italia pretenderà la Lombardia e Fratelli d'Italia probabilmente si acconcia a chiedere il Piemonte quando toccherà il Piemonte, ma insomma tutto sommato mi pare che lì queste elezioni marchigiane siano servite ad indicare quali sono i rapporti di forza, e di fronte a rapporti di forza di questo tipo francamente litigare avrebbe poco senso. È vero che il centrodestra unito vince, è vero che il campo largo, siccome non è unito ma è solo un'alleanza elettorale, perde. Allora Carlo, io ti ringrazio del tuo tempo. Domani alle 10:30 Auto da Fe con Giulio Cainarca, gli scorretti ovviamente con Carlo Cambi. Grazie per questo tuo improvviso ritorno e al piacere di risentirci presto. Un abbraccione Antonino e magari ci troviamo nel corso delle prossime settimane. Stammi bene, un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà. A domani, ciao. Grazie a te Carlo, noi chiudiamo qui. Appuntamento domani 18:05 trattabili sulle nostre magiche onde di Radio Libertà. Ci sarà Scuola di Magia col senatore Claudio Borghi. Grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo con Frank Sinatra, That's Life 1963. Oggi per mio padre sarebbero stati 84. Auguri papà. Grazie per essere stati con voi. The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try,
I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been... Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.